Bene, buongiorno a tutti, grazie per essere qui oggi. Io sono Bossen Aurelio e il titolo della mia tesi è Valori dell'emocromo nei pazienti con incidentaloma del surrene e partiamo con qualche definizione. L'incidentaloma del surrene è una massa surrenalica di almeno 1 centimetro, clinicamente silente, riscontrata incidentalmente nel contesto di tecniche di imaging per cause extrasurrenaliche. Quella di nostro interesse per la tesi è la forma neoplastica benigna, ma può avere caratteristiche di malignità, così come natura infiltrativa, infettiva, emorragica e così via. Abbiamo quindi fatto la nostra prima analisi raccogliendo tutti i maschi e tutte le femmine e all'interno di questi 2 gruppi divisi per genere confrontato i MAX con gli NFA. Fra i maschi abbiamo trovato valori di linfociti, basofili e globuli rossi più ridotti fra i MAX rispetto agli NFI. Per i globuli rossi in realtà questa differenza in letteratura viene identificata come differenza di genere anche in questo caso e attribuita all'ipogonadismo e quindi carenza di testosterone concomitante all'ipercortisolismo e che sia quindi questo ipogonadismo causa di una lieve eritropenia più che l'ipercortisolismo di per sé. Abbiamo infine confrontato i valori dell'emocromo al baseline con il primo controllo, quindi considerandoli come delle variabili stavolta dipendenti, e abbiamo trovato che solo il valore dei monociti mostrava un lievissimo aumento con una significatività accettabile. E è possibile che questo dipenda in effetti dall'esposizione cronica a livelli elevati di cortisolo, ma è più rilevante notare come il resto dell'emocromo sia invece rimasto tendenzialmente immutato. E questo abbiamo pensato possa dipendere da un limite che non riguarda soltanto questo studio, ma il contesto dei MAX in generale, ovvero il fatto che l'ipercortisolismo di per sé verosimilmente precede anche di molti anni la diagnosi, per cui non avendo chiaro quando questo ipercortisolismo si manifesta è difficile fare considerazioni e confronti tra 2 momenti della storia clinica dei pazienti. Tutti, ben ritornati. Allora procediamo adesso con la programmazione del candidato. Signor Corsenna, considerato il suo curriculum di studi e valutata la tesi di laurea, la Commissione attribuisce la prova finale la valutazione di 109 sopra 110. Per l'autorità conferitagli dalla magnifica rettrice, la proclamo dottore magistrale in medicina e chirurgia ed abilitato alla professione di medico chirurgo. Complimenti. Le consegno il suo diploma e la passo nelle mani del nostro Presidente dell'Ordine, che adesso la appunto accoglie e la saluto. Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo. Peccato che sia Buon inizio! Grazie! È un'attività! Che cosa? Ma chi stai facendo? Ieri mi sono passato Auguri al laureato! bene. Sì, anche se è stato, non lo so, più significativo l'ultimo esame. Sì. Oggi c'è sta una cosa. Cioè, alla tua laurea piangono adesso. Esatto. Dottore, dottore del muso del culo, vaffanculo, vaffanculo. Dire che fanno un tenore delle sue non è abbiamo Alla salute del dottore!